Impresa della Fortitudo Agrigento che batte il Cantù 79-74 nell'anticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A2 di palla a canestro svoltosi nella giornata di domenica alle ore 12. Gli agrigentini allenati da Davis Cagnardi hanno avuto la meglio sulla capolista guidata dall'ex CT della nazionale azzurra Meo Sacchetti. Al Palamongada di Porto Empedocle decisivo con la spinta dei tifosi agrigentini, prestazioni da sottolineare per i padroni di casa che hanno anche attraversato momenti difficili nel corso della partita, ritrovandosi a soffrire e rincorrendo Cantù per tutto il secondo quarto, ma al rientro dagli spogliatoi sono stati in grado di offrire delle triple di Grande e Ambrosinne, i rimbalzi di Marfo al sacrificio di tutto il roster, da centrare un successo importante e per certi verso storico. La salvezza per la Fortitudo non è ancora matematica, ma dopo le 2 sconfitte in trasferta era importante per la squadra del coach Cagnardi invertire l'andamento e riconquistare la fiducia. Questi i parziali 17-16, 14-21, 13-14, 18-23 per arrivare al finale con la vittoria della Fortitudo per 79-74. È stata una partita, lo sapevamo tutti che sarebbe stata una partita difficile perché la forza di Cantù non era solo nella storia, solo nel nome, ma nel fatto che arrivava comunque la capolista, quindi la squadra che in questi mesi aveva dimostrato di essere più solida e continua rispetto alle altre pretendenti al salto di categoria. È chiaro che noi dal nostro punto di vista, giustamente credo, abbiamo provato a caricarla oltremodo perché era così che noi potevamo pensare di riuscire a giocarcela alla pari con una squadra come questa. Perché tramite l'entusiasmo, tramite l'adrenalina del nostro pubblico, di un Palamongada che come avete visto era gremito e si è fatto sentire, sapevamo di poter comunque opporci a Cantù, che sicuramente rimane tuttora una squadra migliore della nostra, però loro lo sanno, sono tutte persone esperte, tutto lo staff, giocatori di alto livello. È un campionato difficile, è un campionato dove si incontrano squadre anche anomale dal punto di vista della struttura. Noi stessi siamo una squadra così, difficile a volte da inquadrare per queste squadre, che dire adesso, anche per rispetto chiaramente ai nostri avversari, sicuramente ci prendiamo una giornata di festeggiamenti, sono molto contento per i ragazzi, però personalmente cerco di tenere il profilo basso perché è stata una vittoria importante e che ci dà soprattutto 2 punti in classifica. Detto questo, per quanto mi riguarda la testa è già a Roma, abbiamo una trasferta difficile contro una squadra che è in forte ascesa, quindi ci prendiamo oggi per giustamente festeggiare, come detto, domani per riposare, da martedì si torna in palestra e purtroppo è un campionato che non ci consente di tirare il fiato, il ritmo è incessante e di conseguenza c'è subito da pensare alla prossima partita. Volevo dire un'altra cosa, sono contento di essere qui a commentare questa vittoria. Mi sarebbe piaciuto e forse sarebbero dovuti essere qui Gabriele Moncada in quanto presidente e Cristian Maia in quanto direttore sportivo, perché se è vero che questa era una partita per una società come la nostra importante, perché è bello poter affrontare un pezzo di storia del nostro sport, credo che questo merito vada alla società, a quello che ha fatto in questi anni. Io lo scorso anno non c'ero, quindi non ho mai potuto dedicare nulla a Totò Moncada, che fu il primo presidente che mi portò ad Agrigento 3 anni fa, quindi permettetemi una piccola parentesi, voglio dedicare questa vittoria per il significato che ha al di fuori dei 2 punti a lui, e voglio dedicarla al mio presidente, voglio dedicarla al mio direttore sportivo, perché sono loro i fautori di tutto questo. E quindi è giusto che questa cosa gli venga riconosciuta. Poi per ultima cosa faccio i complimenti ai miei ragazzi, hanno giocato una partita gagliarda e se noi pensiamo alla fatica che abbiamo fatto nei primi 2 quarti, siamo una squadra offensiva che in casa produce tanti punti. Abbiamo finito il primo tempo a 31 con gli avversari che ben ci avevano inquadrato sia fisicamente sia per quanto mi riguarda tatticamente.
riuscire a ribaltarla non era per nulla semplice, loro sono stati veramente encomiabili, quindi faccio i complimenti a tutti i giocatori, sia chi ha giocato tanto, sia chi ha giocato poco, sia chi non è entrato, perché la settimana di lavoro per noi è fondamentale e nella settimana di lavoro ci sono anche i ragazzini che poi alla domenica non entrano in campo. Abbiamo spostato l'equilibrio delle vittorie, sono più vittorie che sconfitte, rimane comunque vivo il sogno, la speranza di raggiungere la griglia playoff sempre alla nostra portata? Assolutamente, noi non ci nascondiamo, nel senso che è pur vero che la salvezza non è ancora matematica e la matematica comunque regna sovrana in una classifica, quindi bisogna aspettare questa benedetta salvezza matematica che significherà tanto per il tipo di squadra e per le aspettative che avevamo, però non ci nascondiamo, siamo a buon punto per questo primo obiettivo. Vogliamo a questo punto entrare nei playoff, non sappiamo bene in quale girone perché c'è una formula un po' sdrusa, anche poco meritocratica se vogliamo dirla, ma non voglio aprire adesso una parentesi critica di polemica perché non ci porterebbe a niente, però noi vogliamo entrare nei playoff e vogliamo giocarci la possibilità con le migliori squadre di avere questo sogno che si chiama la 1, che ci interessa poco che sia o meno alla nostra portata, noi vogliamo essere lì tra quelle squadre che se la giocano.